Andiamo a vedere invece i capolavori degli Uffizi come non li abbiamo mai visti con Laura Pintus. A risentire dei tempi dell'isolamento un po' scombussolati lo sono anche loro, gli illustri personaggi delle opere d'arte degli Uffizi di Firenze, che si animano in dialoghi spiritosi per avvicinare l'arte ai giovani, in un periodo in cui la comunicazione è multimediale. Abbiamo su molti di questi canali un grande successo a partire da Instagram, dove siamo tra i musei più seguiti in tutto il mondo. A Facebook mancava un elemento di ironia un po' spiritoso. Nessuno più ad ammirarli, abituati a un fiume di sguardi, 4 milioni di visitatori all'anno, ora devono attrezzarsi. Tutti pronti per la riapertura dei musei, 18 maggio, visitatori in mascherina e ingressi contingentati. Ovviamente la richiesta sarà ridotta per la mancanza di turismo internazionale e interregionale, ma non il desiderio di ammirare i grandi capolavori degli Uffizi, che continueranno a comunicare online. La cultura, l'arte hanno veramente una funzione che va ben oltre il valore storico-artistico, intellettuale, hanno un forte valore identificativo. E prosegue su tutte le